Ben ritrovati dalla redazione. Sempre più stranieri cercano casa a Trieste in testa ungheresi e austriaci, seguiti da americani e tedeschi. Lo riporta ANSA FVG, che riprende i dati del sito gateway.com, che raccoglie le richieste di acquirenti da tutto il mondo alla ricerca di una casa in Italia. ANSA FVG informa che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 sulle domande totali pervenute al portale il 20,43% è stato da parte di ungheresi, a seguire il 19,35% per gli austriaci, che registrano l'aumento più elevato, e il più 12% rispetto all'anno prima. Terzo posto per gli statunitensi, pari al 13,98%, seguiti dai tedeschi con l'8,6%, dagli australiani con il 5,38% e canadesi con il 5%. Il comune più ambito è Trieste con il 75,27% di richieste, seguito da Muggia e poi in crescita del 44%, Duino Aurisina con il 10,75%. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al comune di Muggia. L'antenna costruita sul sito archeologico di Monte Castellier dovrà essere tolta. La sentenza è stata pubblicata pochi giorni fa. La società titolare dell'impianto dovrà ora provvedere alla sua rimozione. L'iter che riguarda il traliccio e il conseguente contenzioso ha origine oltre 10 anni fa e si inserisce nel processo di delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione. Il piano delle antenne era stato approvato dal Consiglio Comunale di Muggia nel 2013, recepito nel piano regolatore, e contemplava diversi siti possibili sul territorio. La segreteria regionale dell'OSB ha aderito allo sciopero nazionale proclamato per lunedì 24 febbraio, possibili disagi anche a Trieste. Lo sciopero, della durata di 24 ore, interesserà sia il personale viaggiante sia quello tecnico e amministrativo. Nel corso dell'intera giornata potrebbero verificarsi disagi e i servizi di trasporto agli sportelli per il pubblico. Saranno garantiti i collegamenti tra le 6 e le 9, tra le 13 e le 16. Paghi 2 e vai allo stadio in 3. Se hai meno di 25 anni il biglietto costerà €1 in curva e €3 in tribuna. È la promozione ideata dalla Triestina in vista del delicato match contro l'Alcione, in programma allo Stadio Rocco sabato 22 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15. A diffondere i dettagli è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale. L'obiettivo è quello di vedere affluire una grande cornice di pubblico al Rocco in un momento in cui la squadra di Tessere è sulla cresta dell'onda. 3 vittorie nelle ultime 3 partite, uno stato di forma invidiabile che ha portato l'11 rosso al Bardato, nonostante il gioco non particolarmente brillante, a conquistare 3 punti in quel di Vercelli. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in prevalenza sereno, con gelate al mattino in pianura. Al mattino probabile anche la presenza di nubi basse o nebbie nel Tarvisiano, sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata nella prima parte della giornata, in calo dal pomeriggio. Temperature minime in pianura fra -4 e 0, le massime fra 6 e 8 gradi, sulla costa minime fra 0 e 2, le massime fra 4 e 6 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.